Buona giornata dal TG1. I conti della finanza pubblica e le misure che accelereranno gli investimenti per le grandi opere per rilanciare l'occupazione saranno al centro del Consiglio dei Ministri di questa mattina. Ma già ieri sera nella cornice di Villa Madama si è discusso del contenuto della manovra economica in un vertice di maggioranza rimasto segreto fino alla conclusione dello stesso. Ieri intanto sono stati diffusi i primi dati sul costo della vita. A marzo in alcune città campione, dati che se saranno confermati staranno a significare che l'inflazione annua scenderà al 2,2% contro il 2,4% di febbraio. Ieri si è però anche appreso che la manovrina da circa 16.000 miliardi sarà varata prima di Pasqua. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio è ormai a conoscenza dei numeri essenziali della finanza pubblica per poter realizzare la manovra bis. Una sintesi della trimestrale è già in suo possesso e la cifra indicata per riportare i conti pubblici in ordine è vicina ai 16.000 miliardi. I nuovi provvedimenti economici, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Micheli, saranno messi a punto prima di Pasqua. Le ipotesi sulla manovra che si fanno sono un prelievo sul cosiddetto trattamento di fine rapporto, cioè le liquidazioni. Il ministro Bersani lo definisce di fatti un intervento meno doloroso per tutti ed esclude che le imprese pubbliche dovranno pagare di più. 1.000 miliardi potrebbero venire dalle ferrovie sotto forma di un pagamento di arretrati dell'imposta patrimoniale. C'è divergenza invece sul contributo di solidarietà che dovrebbe gravare in misura differenziata sulle pensioni, al di sopra di un certo livello. E anche sull'inserimento di nuovi ticket sul pronto soccorso e sui ricoveri ospedalieri il dibattito è acceso. La CGIL, come le altre confederazioni, sono da sempre disponibili ad un confronto sullo Stato sociale, a condizione che ci sia una proposta del governo e della maggioranza che lo sostiene in Parlamento. Vertice serale di maggioranza con il Presidente del Consiglio sulla manovra, stretto il riservo sull'esito, ma secondo le prime indiscrezioni si sarebbe trattato di un incontro interlocutorio in vista di ulteriori approfondimenti. A chiedere il confronto è stata per prima Rifondazione Comunista. Non ci piace il regalo di Pasqua della manovra bis, ha detto ieri il capogruppo alla Camera di Liberto, ma siamo disponibili a discutere. Cresce invece lo scetticismo del Polo. Ancora ieri mattina Silvio Berlusconi aveva confermato la disponibilità al dialogo del centrodestra, ma aveva chiesto all'Ulivo di abbandonare Rifondazione Comunista, definita dal leader di Forza Italia l'ultimo partito albanese. Ma in serata le insistenti indiscrezioni sul contenuto della manovra e soprattutto il ventilato prelievo sul TFR hanno inasprito la situazione. Rocco Buttiglione ha ipotizzato una opposizione durissima. Alta tensione anche sulle telecomunicazioni. Silvio Berlusconi ha sparato a zero contro l'ipotesi di trasferire sul satellite Rete 4. Il governo, secondo Berlusconi, si muove scientificamente per uccidere Mediaset. Il capo del Polo esagera, ha replicato il PDSino Mussi. Quando sarà rientrato in sé potremo tornare a ragionare. E non è valso a riportare il sereno tra Polo e Ulivo il vertice tra Prodi, i presidenti di Camera e Senato e tutti i capigruppo. Obiettivo: chiudere le polemiche sulle lungaggini del Parlamento. Positivi i commenti, a conclusione nelle file della maggioranza, ma per Pisanu, di Forza Italia, è stato poco più che un incontro di cortesia. Passiamo all'Albania, doppio ultimatum in scadenza oggi a Tirana, quello lanciato dai ribelli del Sud che pretendono le dimissioni del presidente Sali Berisha e quello governativo per la consegna delle armi trafugate dalle caserme. Due scadenze che difficilmente saranno rispettate, così torna a salire la tensione. A Tirana si è sparato di nuovo. Il servizio del nostro inviato. A Tirana questa notte c'è calma. La violenta sparatoria che dopo l'inizio del coprifuoco era esplosa in pieno centro è durata solo pochi minuti, né al momento se ne conoscono le ragioni. In seguito solo colpi di Kalashnikov hanno rotto il silenzio calato sulla città. Il cosiddetto ultimatum lanciato dai capi della rivolta è scaduto. Il presidente Berisha non si è dimesso, come invece a lui veniva chiesto. Le trattative segrete portate avanti dal primo ministro Fino non hanno portato ad una svolta positiva della crisi albanese, che molti invece si augurano. Prevale invece lo scetticismo e la paura. Tra poche ore i capi ribelli torneranno a riunirsi per decidere cosa fare. L'Albania in questo momento è spaccata in due. A Tirana l'esercito e la polizia sembrano controllare la situazione, anche se continuano le rapine, in particolare ai danni dei giornalisti televisivi. In poche ore 3 troupe sono state rapinate di tutte le attrezzature. Intanto cresce l'attesa ed anche l'incertezza sui tempi dell'intervento umanitario italiano ed europeo.
Martedì prossimo il primo ministro albanese Fino incontrerà a Roma i ministri degli esteri dell'Unione Europea. Potrebbe essere questa l'occasione di un annuncio definitivo. E per la prima volta da una settimana non ci sono stati sbarchi di albanesi sulle coste della Puglia. Questo è avvenuto per le cattive condizioni del mare. A Brindisi per ora si è svuotato il centro di prima accoglienza e di smistamento. Si pensa adesso agli aiuti umanitari da inviare in Albania. Noi siamo collegati con il porto di Brindisi, il nostro inviato Mimmo Tartaglia. Sì, diciamo che intanto che si sono concluse soltanto in serata le operazioni di soccorso del motopeschereccio che questa notte ha rischiato di affondare, il Rozapa I. Diciamo che le operazioni sono state condotte soprattutto dalla nave Appoggio San Giusto che vedete nelle immagini, che è partita qualche giorno fa da Brindisi. E dalle 14 di ieri, come dicevi tu da studio Filippo, non si registrano più arrivi di albanesi. Il Mare Grosso ha sconsigliato le traversate pressoché impossibili. Nel porto ci sono le barche giunte nei giorni scorsi e che sono sotto sequestro. Un C-130 è partito questa sera per Tirana, ha riportato in patria 50 indesiderati albanesi, altri 40 dovevano partire in serata, ma i piloti non erano sicuri dell'agibilità dell'aeroporto della capitale albanese, come avete sentito anche dalle notizie da Tirana. Altra notizia, proseguono da ieri le operazioni di imbarco del Vittorio Veneto, di viveri sul Vittorio Veneto. Sembrava una normale operazione di routine, ma i tempi lunghi fanno pensare a qualcosa di più complesso. Smentita dalla Capitaneria di Porto di Brindisi la notizia che una imbarcazione con 200 albanesi a Bari stesse per approdare nei pressi di Bari. È stata smentita e per ora è tutto da Brindisi. E l'arrivo massiccio di profughi, tra i quali si sono infiltrati anche esponenti della criminalità albanese, pone dei problemi di sicurezza. Ieri c'è stato un vertice delle procure meridionali, un vertice presieduto dal procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna. Vediamo. Coordinamento delle indagini e circolazione di informazioni tra le procure sulla criminalità albanese in Italia. Questa la linea emersa dal coordinamento delle procure pugliesi e meridionali presieduto dal procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Pierluigi Vigna e dal suo aggiunto Alberto Maritati. C'è stato uno scambio molto proficuo di notizie da parte dei procuratori distrettuali che sono intervenuti sulle varie indagini in corso, in modo che tutte si coordinino l'una con l'altra. Abbiamo preso anche delle decisioni operative su certi piani di indagine che saranno sviluppati. Quali sono le procure più interessate dall'emergenza criminalità albanese? Le procure interessate sono molte in Italia e io azzardo nel dire che le meno interessate forse sono proprio le pugliesi, perché i criminali albanesi non si trasferiscono per stazionare qui in Puglia. Come tutti gli albanesi sono di transito, i grossi affari si fanno al nord e anche forse al nord d'Europa, al centro Europa. E in Calabria i profughi giunti nella regione sono stati ospitati in strutture confiscate alla 'ndrangheta. 50 albanesi sono stati sistemati all'Euromotel di Gioia Tauro, confiscato nel 93 alla Cosca Piromalli, altri 200 al camping Due Pini di Palmi, struttura turistica che apparteneva ad una cosca della provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dal prefetto Nunzio Rapisarda e dal questore Franco Malvano in vista dell'arrivo di altri 300 profughi albanesi in Calabria. Complessivamente saranno così oltre 800 gli albanesi che troveranno ospitalità in strutture turistiche. La maggiore concentrazione di profughi resta a Brancaleone. L'utilizzo di immobili sottratti ai patrimoni delle cosche calabresi, secondo le forze dell'ordine, consentirà di evitare disagi ai residenti. Ho parlato poco fa con i responsabili e ho ricevuto delle notizie piuttosto confortanti sulla situazione sanitaria. Per altri 4 giorni riceveremo ogni giorno altri 50 albanesi per un totale di 250. L'arrivo dei profughi albanesi ha suscitato polemiche tra gli amministratori di alcune regioni del nord interessate ad ospitarli. Non tutti ovviamente la pensano allo stesso modo sull'accoglienza dei profughi. Sentiamo i sindaci di 2 importanti città che sono Venezia e Milano. Se il governo decide di dirottare degli albanesi a nord-est, il comune di Venezia è pronto ad accoglierli? No, assolutamente no,
Possiamo però, se il Comune, se il Governo provvede finanziariamente, economicamente, con procedure e con norme adeguate, possiamo darci da fare in tutti i modi possibili per cercare di corrispondere a queste richieste, a queste esigenze. Io, per quel che riguarda la mia città, farò di tutto per tenere la mia città al riparo di un'azione che non condivido fatta dal governo italiano. Non teme di dare un'immagine egoista di Milano? Non lo temo assolutamente. L'immagine egoista la danno coloro che fanno di ogni erba un fascio, che ci fanno vedere le foto delle mamme e dei bambini, che certo ci commuovono tutti e poi nascondono altre cose. Ripeto, un ingresso sconsiderato di persone che vengono nel nostro paese e che non ci promettano nulla di buono. Questo danno un'immagine sbagliata. Noi non ci rendiamo conto che sono processi epocali che investono mezzi continenti o continenti interi, e che quindi una politica seria di aiuti lì e di accoglienza qui è necessaria, vuol dire che non abbiamo capito nulla di quello che è il mondo contemporaneo. Entra oggi nel vivo il vertice di Helsinki tra il presidente americano Bill Clinton e quello russo Boris Yeltsin. Il vertice è cominciato attorno a un tavolo da pranzo, ma i due protagonisti si sono limitati, informano i portavoce, a battute e piacevolezze amicali. Delle cose serie si parlerà stamattina. Il ricevimento offerto ieri sera dal presidente finlandese Ahtisaari è servito solo a preparare una buona atmosfera psicologica, e già questo la dice lunga sulle difficoltà dell'incontro tra Clinton e Yeltsin, il settimo della serie. I colloqui di oggi saranno 3 ore in tutto, difficilmente produrranno passi avanti concreti sul contenzioso NATO, di certo il più serio dalla fine della guerra fredda. I due leader, dice il portavoce di Yeltsin, Yastrzemski, sperano di ottenere risultati, ma il loro atteggiamento è di realismo ottimista, che tradotto dal diplomatichese vuol dire registriamo le divergenze ma senza rompere. Le conseguenze pratiche appaiono già scritte. L'America e la NATO andranno avanti con il programma di allargamento ad est dell'Alleanza Atlantica, che Mosca voglia o no, come spiega senza giri di frasi il capo della diplomazia USA, Madeleine Albright. Il Cremlino non può che prenderne atto e cercare magari qualche compensazione sul piano dei rapporti economici e di una effettiva inclusione nel club dei 7 maggiori paesi industrializzati. Un po' poco per placare l'orgoglio russo ferito, perciò Yeltsin non potrà che ripetere i suoi niet a beneficio della platea domestica. Restia ad accettare il fatto che la Russia, con tutte le sue testate atomiche, non ha più comunque il condominio del mondo. È sempre alta la tensione in Medio Oriente dopo l'avvio dei lavori per la costruzione di un nuovo insediamento ebraico alla periferia di Gerusalemme Est. Anche ieri scontri tra militari israeliani e palestinesi in tutta la Cisgiordania, gli incidenti più gravi nei pressi di Betlemme, dove studenti universitari hanno bersagliato con lanci di pietre per ore i soldati israeliani che hanno risposto con lancio di gas lacrimogeni. Un ragazzo è rimasto ferito ad una gamba. Occidentali pronti alla fuga dallo Zaire, dove prosegue l'avanzata dei ribelli Tutsi. Tutte le ambasciate, compresa quella italiana, hanno preparato piani di emergenza. Il primo ministro è stato licenziato dal Parlamento. Le forze armate si dimostrano incapaci di mantenere il controllo della regione centrale del paese. In un estremo tentativo di evitare il crollo del suo regime, il presidente Mobutu ha annunciato il suo ritorno a Kinshasa, nonostante la grave malattia che lo ha costretto ad una lunga convalescenza in Europa. È in arrivo una buona notizia per gli amanti delle 2 ruote. Il Senato ha approvato infatti le agevolazioni previste per chi vuole acquistare una moto o un motorino nuovo e potrà portare alla rottamazione quello vecchio. Il provvedimento, per diventare operativo, dovrà ora attendere il via libera anche dalla Camera. Vediamo. Arriva l'occasione buona per mandare in pensione il vecchio motorino e uscire dal concessionario con una 2 ruote nuova fiammante. Il meccanismo delle agevolazioni governative funziona come per le auto. Il contributo viene offerto solo per le case produttrici di moto che praticano al cliente uno sconto di pari importo. Ecco come si può ottenere il contributo. Potranno beneficiarne coloro che compreranno un motociclo o moto nuova rottamandone una vecchia, immatricolata cioè prima del 1 gennaio 89. Fino a 50 di cilindrata il contributo statale sarà di 300.000 lire, da 50 a 1.000 di cilindrata salirà a 500.000 lire. La spesa a carico dello Stato per questi incentivi nel biennio 97-98 è stata calcolata in 33 miliardi, così ripartiti, 20 miliardi per il 97 e 13 per il 98.
Soddisfatte le imprese, il provvedimento, dicono, consentirà di mantenere i livelli occupazionali e di svecchiare un parco moto che conta oltre 1,5 milioni di due ruote con più di 8 anni di vita. Pirati dell'etere di nuovo in azione. Ieri sera a Treviso, mentre era in onda sulla prima rete della RAI, il TG1, il nostro telegiornale, per 10 minuti una voce dal forte accento veneto si è sovrapposta all'audio del telegiornale e ha letto il proclama di un sedicente serenissimo governo veneto. Si tratta dello stesso proclama letto già lunedì scorso e captato a Venezia, ma questa volta è avvenuto in maniera meno chiara, quasi vi fosse un disturbo sulla frequenza. 17 tonnellate di marijuana per un valore complessivo di oltre 25 miliardi di lire sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Genova. La droga era nascosta in 2 container scaricati da una nave proveniente dal Guatemala. Lo stupefacente era diviso in pani e contenuto in 567 cartoni che ufficialmente dovevano custodire mattoni e materiale sanitario. L'operazione è stata condotta con la collaborazione dei servizi doganali europei al termine di lunghe indagini. Operazione antimafia a Palermo, colpita l'ala militare ed economica che operava in una vasta zona della provincia del capoluogo siciliano. Eseguite 29 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati beni per decine di miliardi. Indebolire il fronte patrimoniale di Cosa Nostra. Questo l'obiettivo delle 2 operazioni contestualmente compiute dai ROS e dei Carabinieri e dal comando provinciale fra Partinico, Borgetto, Cinisi e Terrasini. I beni sequestrati ammontano a decine di miliardi. Fra gli altri un ippodromo ed una pista d'atterraggio per piccoli velivoli. Si sospetta un uso improprio di questo eliporto, per il quale potrebbero essere transitate partite di droga. E poi società e insediamenti di vario tipo, turistici, commerciali e di impresa. Colpita, dopo oltre un anno di indagini condotte dalla Procura di Palermo, l'ala militare ed economica, rappresentata in particolare dai fratelli D'Anna, che alleandosi alla fine con i corleonesi sono riusciti a mantenere inalterato il loro potere criminale. Fra gli arrestati anche 2 insospettabili, 2 medici, Benedetto Pinto e Salvatore Acquaro. Secondo l'accusa avrebbero fornito assistenza a latitanti pericolosi, non ultimi i fratelli Brusca. Grazie anche al contributo di uno degli ultimi pentiti, Giovanni Mazzola, l'indagine ha consentito di ricostruire il contesto attraverso i diversi passaggi delle illegalità. Anche Beppe Signori e Carlos Bianchi hanno ricevuto dalle mani del Papa il Vangelo di San Marco al termine dell'incontro con i giovani romani in Vaticano, giovani che gli riservano un'accoglienza calorosa. Il Papa li invita ad uscire dalle parrocchie e ad andare tra gli altri giovani. Vediamo. Si inizia con uno spiritual, che bel mattino, Signore, e una danza. Il canto, la memoria di un popolo. La parola passa dentro il cuore di chi ascolta, dentro il cuore di chi parla solo dopo averla colta. Poi la festa è tutta per i giovani, il rap di Nick Dorosì. La canzone è composta per questo incontro. L'aula dell'udienza del Papa si trasforma in discoteca. La festa quindi per Papa Wojtyła, tifo quasi da stadio. Musica, ma anche Vangelo di Marco. Il Papa lo consegnerà anche a Beppe Signori e Carlos Bianchi, giovani che già guardano l'incontro mondiale di Parigi, il prossimo agosto. Carmela Mascio, educatrice di ragazzi di Azione Cattolica, saluta così il Papa. E le dico grazie per aver sconvolto tutti i nostri piani. Lei ci piace proprio per questo. Carmela gli mette la sciarpa e Papa Wojtyła scherza. Scherza con le parole. Oggi vedo che ho guadagnato un altro titolo sconvolgente. Invita quindi i giovani ad avvicinare i coetanei che non entrano in chiesa. La missione dialogo, dice, Cristo è esigente, l'ho scoperto in gioventù. E annuncia, andrò in Campidoglio. La Fiorentina si è qualificata per la semifinale della Coppa delle Coppe di Calcio, pur perdendo 1-0 la gara di ritorno dei quarti con il Benfica. La squadra viola all'andata infatti si era imposta per 2-0. Sarà stata una settimana tormentata per la Fiorentina con una miriade di critiche che ha alzato la tensione tra i giocatori e in campo contro il Benfica questa sera si è avvertito tutto il peso delle polemiche. La Fiorentina non riesce a trovare i ritmi giusti contro i portoghesi piuttosto motivati. Il pacchetto difensivo viola non trova l'assetto tattico appropriato, così João Pinto evidenzia i problemi.
In panchina Antenuccilla, secondo i Ranieri, sulla lavagnetta traccia qualche schema, ma in campo le difficoltà permangono. Il gol del Benfica è il frutto delle incomprensioni tra i fiorentini. Paolau è intelligente, scatta e offre l'assist a Edgar, facile andare in rete. La reazione viola non manca ed è Battistuta, ben controllato, a mettersi in evidenza. L'argentino sfiora la traversa su punizione. 2 minuti più tardi replica così, ma Prud'homme è abile. La Fiorentina continua a soffrire anche a centrocampo e gli ospiti sanno rendersi pericolosi con João Pinto, che ha una buona occasione. Ma 4 minuti più tardi la possibilità per la Fiorentina di pareggiare con Baiano. Il pallone colpisce il palo. Nella ripresa la squadra di Ranieri riesce ad assestare la difesa, ma corre ugualmente dei pericoli. Non è una serata esaltante per i viola, che arrancano. João Pinto mette i brividi per questa incursione ostacolata da Amoroso, che fa quel che può. Poi qualche attacco anche dei viola che passano il turno, ma non convincono affatto. Presentato a Torino il Salone del Libro, giunto alla 10ª edizione. Questa importante manifestazione culturale si svolgerà a maggio nei saloni del Lingotto. 1.200.000 visitatori, una presenza editoriale in costante crescita. Il Salone del Libro compie 10 anni e mentre fa il bilancio del passato festeggia con molte novità l'edizione dell'anniversario, che si terrà al Lingotto di Torino dal 22 al 27 maggio prossimi. Apertura internazionale per la prima volta con la partecipazione della Francia come nazione ospite, che presenterà le sue principali case editrici. 2 giorni di anteprima per gli operatori professionali, dedicata a progetti e strategie del futuro, una nuova area specializzata per l'editoria d'arte, un meeting point internazionale per gli editori digitali. A Beniamino Placido, ormai storico consulente culturale, il compito di presentare il tema di quest'anno, l'immortalità, particolarmente attuale in questi tempi di clonazione. Le risposte di scienza, filosofia, religione e letteratura si discuteranno in un'ampia rassegna di convegni, mentre un'intera giornata di riflessione sarà dedicata a Primo Levi, testimone e scrittore. 28 minuti dopo la mezzanotte il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con il TG1 è alle 6:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.